Il banco di prova è stato realizzato nell'ambito del progetto di ecodesign e ricircolo di DPI in una filiera industriale circolare, anche detto EcoDPI. Il Sentiero International Campus partecipa al progetto grazie alle proprie competenze sulla progettazione e ottimizzazione di sistemi di sterilizzazione anche finalizzati al riuso dei dispositivi di protezione individuali. All'inizio della fase di progettazione del banco prova ci si è focalizzati sul processo di sterilizzazione di mascherine, ottimizzando così i flussi di perossido di idrogeno e geometrie per garantire la sterilizzazione anche agli strati più interni delle mascherine. Le condizioni di sterilizzazione sono state messe a punto sfruttando prima indicatori chimici e biologici e poi validate iniettando batteri e spore all'interno delle mascherine. Il ciclo è monitorato in tempo reale da sensori di umidità, temperatura, punto di rugiada, concentrazione di perossido e flussimetri. Anche se il banco è stato validato per la sterilizzazione di mascherine, può essere utilizzato anche per altri DPI. Per occhiali e visiere, ad esempio, può essere impiegato lo stesso ciclo di sterilizzazione, mentre per altri dispositivi di materiale penetrabile è necessario validare nuovamente il ciclo e o cambiare la rastrelliera portacampioni. È comunque possibile effettuare il processo di sterilizzazione.